solitario del Padova, ma soprattutto torna a risultare in casa dopo più di 5 mesi. Ci voleva un gol a Lugano. Sì, effettivamente un po' mi mancava non segnare in casa, penso che siano un po' coincidenze, però è bello anche segnare in casa davanti ai propri tifosi, quindi sono contento doppiamente anche per quello. Vorrei questo però è anche il tuo gol più bello della stagione, un gol da centravanti vero e non era affatto facile. Sì, adesso mi è sembrato un bel gol, adesso vorrò rivederlo, però insomma è stato bello ma anche molto importante perché è una partita difficile, ostica, dove noi ci tenevamo a vincere a tutti i costi e fare gol lì a fine primo tempo per noi è stata una cosa molto importante. Anche perché era dura sbloccare la partita contro il Renate, davanti si fatica molto, tu come tutte le partite provi a sacrificarti, però le palle buone che arrivano devi sempre cercare di trasformarle in rete perché insomma il Padova fatica un pochino a costruire gioco. Ma il Renate è una squadra che gioca bene e non ti fa giocare bene, è una squadra ostica che andava presa con le molle, sapevamo della difficoltà della partita, infatti il primo tempo è stata su quell'onda lì. Sbloccarla era importantissimo e a volte bisogna anche cercare di tramutare anche una palla difficile perché a volte le partite si vincono anche così. Non sempre arriva la palla nitida davanti anche al portiere. E quello è il tuo ruolo, insomma. No, beh, io ci provo, cerco di dare una mano alla squadra perché il risultato della squadra è sempre la priorità. Poi io provo a esserci sempre in area, cerco di dare su tutti i palloni e insomma quello è il lavoro di un attaccante. Poi sai, non sempre le cose vanno per il meglio, però l'importante secondo me è provarci sempre e cercare di essere presente il più possibile. Il gol è dedicato a tua figlia perché è la prima volta che ti vede segnare dal vivo allo stadio, lei è piccolissima, quindi è dedicato a lei. Sì, l'ho dedicato a lei perché è il primo gol che vedo in diretta, diciamo, dalla tribuna, a meno che non dormisse. E poi anche per i miei compagni perché ti ho detto è sempre il premio, un lavoro di una settimana, il lavoro di un gruppo che ha portato una vittoria importante, per noi fondamentale per il nostro proseguo. Chi giocava o chi non giocava non era importante, l'importante era ripartire subito dopo il derby e abbiamo preso questi 3 punti e quello è penso la cosa più fondamentale. Poi potevamo vincere 4-1, ma non è quello la cosa più importante, l'importante era vincere. La solidità difensiva però forse è l'arma migliore di questa squadra, te ne rendi conto anche tu da dietro, siete protetti bene, i meccanismi funzionano e quindi potete sopperire anche all'assenza di qualche giocatore. Sì, no, sicuramente l'organizzazione e la compattezza della squadra è una delle nostre forze, ma non credo che anche chi sta in panchina o che comunque lavora tutta la settimana valga così tanto meno di chi poi parte dall'inizio. Penso che anche chi entra ha dato oggi soprattutto anche il suo contributo, come ad esempio Francesco Finocchio che agli ultimi 2 minuti è tornato fino in difesa per recuperare un pallone, quindi se ci aiutano davanti al centrocampo anche noi abbiamo lavoro avvantaggiato. Tu da parte tua non ti sei allenato inizio settimana, hai dovuto stringere i denti per recuperare, come ti sei sentito in campo? Sembrava non avessi accusato più dolore. Insomma, il piede non lo sento più, però a parte gli scherzi, sì, ho fatto differenziato quasi tutta la settimana, poi oggi abbiamo provato all'inizio e abbiamo visto che si potevano stringere i denti e giocare uguale, quindi è andata bene. Cosa ti aspetti adesso dalle ultime 10 partite del Padova? Secondo te cosa può ambire adesso la formazione biancoscura? No, io non dico niente a cosa andiamo perché altrimenti vinciamo una partita, mi vengono a dire playoff, perdiamo col Cittadella e vengono a dire attenti che non ci salviamo. Quindi penso sia inutile stare a parlare. Abbiamo domenica una sfida molto importante in trasferta, pensiamo a quello.